Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del nostro tutorial sull'Austria. Oggi vorrei parlarvi del tema relativo al distacco dei lavoratori italiani in territorio austriaco, visto che a questo riguardo ho ricevuto molte email con richieste di chiarimenti. Questo tema giuridico è molto attuale, specie nell'ambito dell'edilizia. Infatti sempre più imprese edilizie italiane ottengono l'appalto per costruzioni che devono essere realizzate in territorio austriaco. Le opere edilizie quindi vengono svolte da personale che resta in capo alla società italiana, ma presta servizio in territorio austriaco. Con questo video vorrei darvi alcune informazioni di base in relazione a come funziona il distacco dei dipendenti e a quali aspetti giuridico-economici è opportuno prestare attenzione. In particolare, secondo il diritto austriaco, si parla di distacco transfrontaliero allorquando un imprenditore, in qualità di datore di lavoro, impiega per un determinato arco temporale taluni propri dipendenti presso un luogo di lavoro all'estero diverso da quello proprio del datore di lavoro, al fine di adempiere ad obbligazioni contrattuali che solitamente derivano da un contratto di appalto. In ragione di ciò, durante la permanenza del dipendente all'estero, quest'ultimo resta vincolato al contratto di lavoro subordinato stipulato con il datore di lavoro originario. Secondo il diritto austriaco, in linea di principio, ai dipendenti distaccati si applica il diritto del lavoro del paese d'origine, nel caso del nostro esempio, il diritto italiano, a meno che il diritto del lavoro austriaco non sia più vantaggioso per il dipendente. In particolare, i dipendenti distaccati hanno diritto ad avere uno stipendio minimo che corrisponde al livello equivalente previsto dai contratti collettivi austriaci e durante il periodo del distacco devono essere rispettate le norme sul numero massimo di ore lavorative previsto dalla legge austriaca e sulle pause minime che i dipendenti devono poter svolgere. Il dipendente distaccato ha diritto proporzionalmente al periodo di distacco ad un numero di giorni di vacanza previsto dal diritto austriaco, a meno che il diritto del paese d'origine non preveda un periodo di vacanza più lungo rispetto a quello previsto appunto dal diritto austriaco. Oltre a ciò, per il periodo in cui dura il distacco, devono essere rispettate le disposizioni austriache in materia di tutela dei bambini, dei minori, delle donne incinte, delle madri, oltre alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro. Se vi interessa questo tema, continuate a seguirci. La prossima puntata vi darò ulteriori informazioni sulle formalità che devono essere rispettate per non incorrere in problemi di natura legale. Se vi è piaciuto il video, lasciatemi un commento e condividetelo con chi potrebbe avere interesse al riguardo. Tanti cari saluti a tutti e alla prossima!